brevemente intanto che arriva appunto Pietro Longo, che poi ci descriverà il lavoro che è stato realizzato qua nell'Aula Consiliare. Io intanto mi associo ai ringraziamenti che ha fatto il Sindaco per tutte le autorità che sono qui presenti, per i familiari dell'onorevole Carlos. Il Consiglio Comunale un po' di tempo fa aveva appunto espresso la volontà unanime di dedicare questa sala consiliare, che è stata rinnovata, così come oggi voi la vedete, di dedicarla appunto alla memoria dell'onorevole Carlos, riconoscendo a lui tutte le cose che poi sentirete molto meglio dagli illustri ospiti che oggi abbiamo qui, per le motivazioni che sono quelle di carattere generale dell'uomo politico che è stato, credo, tra i più grandi che la Sardegna abbia dato fino a questo momento. È un onore che Borore abbia dato i natali appunto a Nino Carlos, è un onore per tutto il nostro territorio, la nostra provincia, la nostra Sardegna, che una persona di così grande livello abbia potuto, col suo pensiero, con le sue proposte, abbia potuto dare lustro alla nostra Sardegna. Sono i grandi pensatori quelli che a volte cambiano i destini di una regione. Io credo che Nino abbia sempre avuto come obiettivo quello di cambiare il destino della Sardegna. Dire se poi tutti i grandi pensatori riescono in queste cose non è facile, però certamente va riconosciuto a questi il grande impegno, la capacità di aver rappresentato al meglio il popolo sardo, e credo che noi bene abbiamo fatto ad interpretare nella volontà di dedicare la sala consiliare, che poi è il punto dove la politica, anche così di livello locale, perché qui siamo a Boro e viene fatta, dedicarla appunto a Nino, ricordando in questo il momento di sintesi del pensiero anche qui a livello locale, che viene espresso dai banchi della maggioranza, della minoranza, e comunque quello che fa crescere una comunità. Io lo ricordo perché le mie prime esperienze nei banchi del Consiglio Comunale nei primi anni 90 sono state quelle che hanno coinciso con l'impegno di Nino Carlos quale consigliere comunale di Borore, e difatti è stato anche questo motivo di onore per tutti quanti. Credo, allora il sindaco era prima Angelo Pirella, poi Valerio, credo che sia stato un onore per tutti poter condividere l'esperienza con un grande personaggio politico come Nino. Ricordo i dibattiti sullo statuto comunale, allora era la grande novità che si affacciava per tutti i comuni d'Italia, e io appunto da semplice consigliere di minoranza certamente ho preso tanto dall'insegnamento di un grande politico come Nino, che su questi banchi aveva tanto da insegnare a tutti quanti. Non voglio ricordare altre cose che riguardano la sua carriera politica e il suo grande impegno anche nel mondo accademico, non lo faranno, ripeto, altri molto meglio di me, però credo che sia davvero un significato profondo quello di poter dire che anche un piccolo centro come il nostro oggi ricorda non solo la figura del politico, ma la capacità e la condizione dell'uomo di poter offrire ancora spunti con le cose che ha lasciato, con gli scritti, con la validità del suo pensiero anche alle nuove generazioni. Noi abbiamo necessità che le nuove generazioni abbiano ancora motivo non solo di speranza in un momento, in una condizione di grande difficoltà complessiva che tutti quanti viviamo, e questo territorio, questa provincia probabilmente la vive in particolare. Abbiamo appunto necessità di avere nuove speranze, abbiamo necessità di avere un rilancio per l'azione anche che deve venire dalle istituzioni e avere poi la ricaduta sulle nostre comunità. E credo che se noi ci ispiriamo ai valori, al pensiero di Nino, probabilmente riusciremo in un'impresa che non è certo facile, sicuramente è ardua, ma forse anche oggi vale la pena di scommettere su questo, perché tutti quanti capiamo che il futuro è quello che noi riusciremo a costruire tutti insieme, lavorando ognuno di noi per le proprie competenze, per le proprie capacità, ma sapendo che l'obiettivo è quello
di migliorarci, di creare una società dove ci siano condizioni buone per tutti per stare insieme anche alle nostre comunità. Io capisco che a volte non ci sono grandi condizioni, non c'è una qualità della vita che motiva a volte il permanere di molti giovani nei nostri comuni. Ecco, quello che dobbiamo fare noi tutti quanti è quello di invertire questa tendenza, di ricreare le condizioni affinché ci siano tutte le motivazioni perché un giovane debba dire con orgoglio: io continuo ad abitare in un piccolo comune, continuo ad abitare a Borri piuttosto che a Piroli, piuttosto che a Polota o in tutti i comuni della Sardegna. Io credo che anche questo sia un po' un insegnamento di Nino, una persona che è nata, anche, voglio dire, che ha avuto un Natale non è figlio d'arte, non è figlio, è nato in un piccolo paese, ha comunque, grazie alla sua capacità, alla grande capacità che aveva, ha saputo interpretare al meglio questi sentimenti ed è diventato, così come lo resterà, un punto di riferimento per tutti quanti. Io credo che con questi sentimenti l'amministrazione e il Consiglio abbia voluto dedicare la sala consiliare e quest'opera che adesso, siccome è arrivato anche l'artista che l'ha realizzata, Pietro Lungo, che salutiamo, verrà anche illustrata per dare un po' il senso di quello che è il messaggio che il Consiglio allora ha voluto dare anche attraverso quest'opera. Io ringrazio ancora tutti quanti, ringrazio, ripeto, le autorità presenti, ma tutti voi che siete voluti essere qui perché la vostra presenza testimonia questa volontà che dicevo prima io. Grazie a tutti.